Ospedali aperti H24, una rivoluzione per la sanità veneta e una proposta per risolvere il problema delle liste d'attesa. A mettere sul piatto la nuova ipotesi è il governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha anticipato un'opportunità alla quale la Giunta sta lavorando da tempo e la delibera sarebbe già pronta. Reparti ambulatori aperti al pubblico a qualsiasi ora del giorno e della notte, macchinari che possono essere utilizzati anche nei momenti in cui solitamente sono a riposo. Questa è una partita sulla quale stiamo lavorando, abbiamo una delibera pronta, adesso detta così è cruda, però posso dire che insomma, ci sono delle ore nei quali c'è spazio, c'è tempo, ci sono parcheggi, non c'è confusione e le macchine non lavorano. Un nuovo modo di pensare la sanità per i veneti che potrebbero andare in ospedale per un esame anche durante le ore notturne, una manna dal cielo comunque per i pazienti che aspettano da mesi una radiologia o una visita. Magari fosse così, tutto l'intasamento dietro verrebbe risolto. Mi sembra una buona idea. Se è per evitare le code di giorno, per me sì. L'ipotesi dell'apertura notturna sarà una risposta alla spending review, che secondo il governatore ancora una volta colpisce soprattutto il Veneto, che di tagli già ne ha fatti abbastanza. E tra le 3 regioni in attivo nella sanità, il Veneto sarebbe l'unica che non applica nessuna addizionale IRPEF. Per ora comunque rimane il problema del personale che dovrebbe sostenere turni anche di notte. Io ringrazio gli operatori del mondo della sanità che sono eccezionali, hanno pazienza, professionalità e vanno ringraziati fino in fondo. E anche su questo fronte siamo disponibili a fare un ragionamento.